Benvenuti, oggi è mercoledì 2 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:22. La luna si leva alle 9:03 e cala a mezzanotte 45. Oggi si celebra San Francesco di Paola. Francesco deriva dal latino Franciscus, ripreso dall'antico tedesco, ed ha il significato di appartenente al popolo dei Franchi o semplicemente franco. Un'altra interpretazione lega invece questo nome a franco con il significato di libero. Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, un appuntamento annuale istituito nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In Italia le statistiche indicano che circa un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni è interessato da questa condizione. È fondamentale promuovere una maggiore comprensione e accettazione sociale dell'autismo per costruire un futuro più inclusivo per tutti. Daniele Scardina festeggia oggi i suoi 33 anni. Da appassionato di Mike Tyson è diventato pugile debuttando in America. Daniele ha catturato l'attenzione di tutti nel 2019 quando ha iniziato la sua relazione con Diletta Leotta, terminata l'anno successivo. Ha dimostrato il suo talento anche a Ballando con le Stelle e nel 2021 ha conquistato il titolo di campione europeo dei pesi supermedi. A febbraio 2023, mentre si stava allenando in palestra, accusa un malore e viene operato d'urgenza per emorragia cerebrale. Giuliana De Sio, che oggi compie 68 anni, è un'icona del cinema italiano. Ha raggiunto il successo nel 1983 con 3 film memorabili, Scusate il ritardo, Chopin e Io, Chiara e l'Oscuro, che le hanno valso un Nastro d'Argento e un David di Donatello. Non si è fermata qui, ha ricevuto un secondo David nel 1992 e ha continuato a intrattenere il pubblico con le sue partecipazioni a varie sitcom su Canale 5 e a Ballando con le Stelle nel 2017. Tommaso Zorzi compie oggi 30 anni. Dopo aver fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo con Riccanza nel 2016, Tommaso ha partecipato a Pechino Express insieme a Paola Caruso. La loro avventura si è però interrotta quando Paola ha scoperto di aspettare un bambino. Ma Tommaso non si è dato per vinto. Nel marzo del 2021 ha vinto la 5ª edizione del Grande Fratello VIP, la più lunga nella storia del programma, durata 5 mesi e mezzo. Il 2 aprile 2005 è una data che ha segnato la storia. Papa Giovanni Paolo II, dopo 27 anni di pontificato, ci ha lasciati. Ricordato per il suo spirito missionario, ha viaggiato in 129 paesi in oltre 170 visite, portando il suo messaggio di fede in tutto il mondo. La sua scomparsa ha commosso milioni di persone che hanno vegliato davanti a San Pietro fino al giorno del suo commovente funerale, l'8 aprile. Ma perché le aurore polari sono colorate? Il colore è dovuto ai tipi di atomi dell'atmosfera terrestre e all'altitudine a cui il vento solare li investe. La luce verde è causata da particelle di ossigeno a 100 km di altezza. Sapete inoltre che le particelle che provocano le aurore polari si spostano a circa 400 km al secondo? Buongiorno ai 12. Oggi una straordinaria luna in Gemelli sembra mettere d'accordo tutto lo zodiaco. Cosa farà la simpatica Venere nel segno della comunicazione, dialogando col misterioso Plutone e mettendo d'accordo tutti gli altri pianeti? Scopriamolo insieme. Ariete. Decisamente ottima questa luna per voi, che vi riporta di nuovo alla chiarezza nella comunicazione. Superato un momento di confusione, adesso siete pronti a parlare chiaro di sentimenti, ma anche al lavoro. Toro. La giornata di oggi è una giornata che vede una luna indicarvi nuove possibilità, sia per quello che riguarda l'economia, sia per delle trasformazioni che volevate fare in casa o nel vostro ambiente. Tutto adesso sembra girare in una maniera molto più positiva e rendere più concrete tutti i vostri desideri e le volontà.
Gemelli, la luna oggi vi rende protagonisti della giornata, proprio perché è una luna che riesce a dialogare con Marte in Cancro, ma anche con Saturno e Nettuno. Il vostro cielo oggi è assolutamente molto pieno di potere e carisma e anche molto trasformativo, perché il bellissimo trigono con Plutone porteranno a questa luna e al vostro Giove una grande capacità di fare e di creare. Cancro, la luna oggi dà spettacolo, è una luna per voi molto intuitiva, una luna che però vi dà la furbizia di sapervi mettere da parte e di evitare alcuni scontri diretti. Potrete operare in tutta serenità e tranquillità verso tutto ciò che vi rende speciali in famiglia e farvi dare ancora una volta per affetto carta bianca, molto più creativi al lavoro, bravi. Leone, a proposito di lavoro, per voi questa luna porta delle belle notizie, proprio perché in accordo con tutta una serie di pianeti, Saturno in particolare, vuole restituirvi una possibilità lavorativa, la possibilità di essere di nuovo al centro dell'attenzione e al capo di qualcosa con delle responsabilità che morivate dalla voglia di gestire. Vergine, per voi la luna oggi è in quadratura, ma dialogando bene con Mercurio, vi restituisce un po' di intuito e tenta di aggiustare alcune situazioni in una maniera diplomatica. Oggi buttarla sulla leggerezza e sullo scherzo è quello che vi renderà assolutamente più capaci di affrontare la giornata in una maniera serena ed efficace e anche molto dinamica. Bilancia, luna di trigono per voi, una luna perfetta che si associerà anche in serata a Giove e darà tutta la generosità del pianeta che tenderà di nuovo a farvi vedere un raggio di sole. La luna oggi comunica anche con Plutone, il pianeta che più di tutti in questo momento vi è alleato. Siete capaci comunque in silenzio e di sottecchi di trasformare alcune cose che vi stanno a cuore. Scorpione, giornata oggi molto interessante, la luna non è più in opposizione, siete più liberi, più leggeri e i pianeti in pesci vi stanno dando una mano a sistemare molte cose, soprattutto in amore, una situazione che sembrava bloccata sembra di nuovo riprendere delle dinamiche interessanti. Sagittario, giornata oggi che prevede la luna in opposizione proprio assieme al vostro Giove, che vi sentite essere traditore delle vostre intenzioni e delle vostre opportunità. Eppure ci penseranno gli altri pianeti come il Sole a darvi una nuova strada percorribile, una proposta oggi che proprio non vi aspettavate, vi sorprenderà e vi farà pensare anche in maniera diversa. Capricorno, una giornata oggi che vi rende particolarmente attivi sia nella comunicazione sia nella bravura e nel captare qualcosa che non è proprio razionale. Oggi un'intuizione fortunata su una persona che collabora con voi farà la vostra fortuna. Acquario, giornata oggi molto interessante, la luna ha uno stupendo trigono col Plutone che ospitate nei vostri gradi, quindi torna una prorompente creatività che vi farà dire ancora una volta bravi da persone competenti che apprezzeranno molto il vostro operato. In amore, grandi fascini e incontri inaspettati. Pesci, giornata oggi che vede la quadratura della luna, però i pianeti che sono alla fine del vostro segno zodiacale dialogano bene con questa luna che sembra volere portare delle novità, delle soluzioni nuove, persone nuove e dei cambi necessari alla vostra vita lavorativa che aspettavate con trepidazione. Nel 1968, il 2 aprile, il cinema accoglie un'opera che avrebbe definito il genere fantascientifico. 2001 Odissea nello spazio. George Lucas, il creatore di Guerre Stellari, ha elogiato il film come il vertice della fantascienza per la sua precisione scientifica e la visione di un futuro possibile. Ancora oggi l'opera di Kubrick rimane un cult. Non a caso il film Barbie di Greta Gerwig inizia proprio con una citazione del film in questione. Oggi esploriamo la parola gattabuia.
Questo termine, che utilizziamo per indicare il carcere, ha radici curiose. Alcuni pensano che venga da gattaiola, la piccola porta usata per far entrare i gatti, ma c'è chi crede che derivi dal greco katogeia, che significa sotterraneo. In Sicilia catoio è una stanza buia e seminterrata. La prima volta che abbiamo visto la parola gattabuia in un libro? Nel 1883, in Le avventure di Pinocchio, quando il povero burattino finisce in prigione per aver accusato il gatto e la volpe. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Casanova, a differenza di Don Giovanni che collezionava conquiste, cercava il vero amore in ogni donna che incontrava. Alto, affascinante, un vero intellettuale, ha scritto ben 3.900 pagine di memorie. Sapeva ascoltare le donne e aveva sempre la frase giusta. Da giovane una maga lo curò e da allora si interessò alla magia che utilizzava per sedurre. Dopo la morte della nonna la sua vita si riempì di avventure e pericoli finché non fu arrestato. Un tempo ammirato da tutti, finì i suoi giorni in solitudine. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ci saranno ostacoli, dubbi ed errori, ma con il duro lavoro non ci sono limiti. E forse è proprio la voglia di fare di Michael Phelps quello che ci serve per iniziare questo mercoledì. Ma non preoccupatevi, il weekend sta per arrivare. E poi, come sempre, ci siamo noi a tenervi compagnia ogni giorno. Appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.